Nel cuore dell'antica Roma, tra gli echi di feste sfarzose e tradizioni millenarie, sorgeva una figura che, pur immersa nella maestosità della nobiltà, irradiava una luce diversa: Santa Cecilia. La sua storia non è solo un racconto di fede, ma un'epica di coraggio e dedizione che sfida il tempo stesso. Segui il suo cammino attraverso le pagine di una vita intessuta di miracoli, resistenza e una passione che ha sfidato le stesse mura dell'oppressione. Scopri il fascino avvincente di questa figura leggendaria, un ponte tra la storia e la spiritualità che continua a brillare nel panorama della nostra umanità. La storia di Santa Cecilia risplende di una grazia e coraggio straordinari, trasformando l'oscurità della persecuzione in un'esaltazione della fede. Nell'antica Roma, Cecilia nacque in una famiglia nobile, ma il suo cuore brillava per un amore diverso, quello per Cristo. Crescendo tra agi e insegnamenti rinomati, celò la sua fede cristiana, mentre il suo cuore si allontanava dalle cose terrene. Quando venne imposto il matrimonio con Valeriano, durante i festeggiamenti, mentre gli altri intonavano inni pagani, lei cantava un inno d'amore per il suo vero sposo, Gesù. In un momento di intimità con Valeriano, confessò la sua fede e la promessa fatta a Cristo. Una promessa di purezza che Valeriano accettò di rispettare dopo aver visto l'angelo del Signore, visibile solo ai battezzati. Così Valeriano si convertì e insieme a suo fratello Tiburzio abbracciò la fede cristiana. La persecuzione era sempre più feroce e Valeriano e Tiburzio furono decapitati. Cecilia fu condannata a morire asfissiata, ma miracolosamente sopravvisse. Non riuscendo a ucciderla con la spada, un littore tentò di decapitarla, ma la sua forza non riuscì a separare completamente la testa dal corpo. Cecilia, coperta di sangue, resisteva ancora. Il popolo affluì, raccogliendo il suo sangue come reliquia, mentre lei, per 3 giorni, pregava e confortava coloro che erano lì con lei. Giunse infine il momento in cui, consolata dal Papa Urbano, Cecilia spirò, donando la sua casa affinché diventasse una chiesa. La sua morte non fu una fine, ma l'inizio di una leggenda, quella di una donna di fede incrollabile. La storia di Santa Cecilia continua a risuonare attraverso i secoli, una testimonianza di forza, devozione e sacrificio. Il suo nome vive nelle canzoni, nelle opere d'arte e nei cuori di coloro che credono nell'amore e nella fede al di là delle avversità. La sua vita è un canto eterno, un inno alla dedizione e alla passione per la verità e la spiritualità. Santa Cecilia è importante non solo per la sua storia di coraggio e fede incondizionata, ma anche perché incarna l'essenza stessa della resilienza e della devozione. La sua vita non è solo una testimonianza di sacrificio personale, ma una storia che parla all'universale desiderio umano di credere in qualcosa di più grande di noi stessi. La sua importanza risiede nell'esempio di come una giovane donna, immersa in un mondo di sfarzo e tradizioni, abbracciò una fede che sfidava l'oppressione e la persecuzione.
Cecilia rappresenta la forza interiore di coloro che, nonostante le avversità, mantengono saldo il loro impegno verso ciò in cui credono. La sua figura trascende il tempo e la cultura, richiamando l'attenzione sulla nobiltà dell'animo umano, sulla capacità di sacrificarsi per qualcosa di più grande e sulla bellezza di un'integrità spirituale che non può essere piegata dalle circostanze esterne. Inoltre, il suo racconto continua a ispirare l'arte, la musica e la cultura. È diventata una musa per artisti di ogni genere, con la sua storia che viene raccontata attraverso dipinti, sculture, composizioni musicali e opere letterarie. Il suo impatto culturale e spirituale perdura nel tempo, rendendola un simbolo di speranza, resistenza e fede attraverso i secoli. Così, l'eredità di Santa Cecilia si intreccia con il tessuto stesso della storia umana, una storia di coraggio, devozione e speranza. La sua figura persiste come un faro luminoso nel buio delle avversità, ispirando coloro che cercano la forza interiore e la fede incrollabile di fronte alle sfide della vita. Santa Cecilia non è soltanto un personaggio del passato, ma un'icona senza tempo di perseveranza e amore universale, il cui canto risuona ancora oggi, intonando una melodia eterna di fiducia e sacrificio. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.